Un arresto per coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti effettuato dai carabinieri di Cammarata. Una strada intitolata ai fratellini Mulone a 7 anni dalla strage dei Vulcanelli di Maccalube ad Aragona. Insediati 3 nuovi magistrati che vanno a rinforzare l'organico del Tribunale di Agrigento. Si è concluso il Festival della Legalità a Canicattì. Solidarietà al presidente dell'Alpa Sicilia per il taglio di 40 piante d'ulivo da parte del direttivo della CGIL Agrigentina. Martello scrive al ministro Bianchi, lezioni a singhiozzo a Linosa. Presentato il libro di Carmelo Sardo sulla storia di Mercarte, presente anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi. E una panoramica sportiva effettuata nel nostro telegiornale, al via la mezza maratona a San Leone. Benvenuti con il solito appuntamento di TVA Notizie. Oggi apriamo la nostra cronaca con un'operazione effettuata dal comandante della compagnia di Cammarata, capitano Sabino Dente, che stamattina ha tenuto una conferenza stampa riguardante un'attività condotta dal nucleo operativo e radiomobile in materia di contrasto al fenomeno e alla produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, culminata con l'arresto in flagranza di reato di una persona, il servizio. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cammarata, nello svolgimento di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 27 anni, pregiudicato residente nel Cammaratese, per avere coltivato numerose piante di cannabis nelle campagne di quel comune. In particolare, all'esito di numerosi pattugliamenti, una vasta area a ridosso del letto del fiume Platani, i militari dell'Arma avevano già da giorni individuato un'area che, in relazione alle condizioni meteo e morfologiche favorevoli, si sarebbe prestata alla coltivazione delle piante di canapa. Qui l'intuizione a giorni ininterrotti, gli sforzi degli inquirenti sono stati ripagati nel corso di un servizio con osservazione e pedinamento, nel quale un giovane è stato notato con fare molto sospetto avvicinarsi nell'area interessata per poi entrarvi. Dopo aver eseguito i movimenti dell'uomo, inequivocabilmente intento nel coltivare 15 piante di cannabis alte fino a 3 metri, è scattata la trappola. Il giovane, quindi colto sul fatto, ha tentato di disconoscere la paternità degli abusi, sottoposti al sequestro, per i quali è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di un processo innanzi al Tribunale di Agrigento per produzione, traffico e detenzione illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, che potrebbe costargli la reclusione dai 6 ai 20 anni e una multa da 26.000 a 260.000 euro. Stamani la conferenza stampa. Nel tardo pomeriggio di ieri il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cammarata, nel corso di un servizio dedicato alla prevenzione e repressione della coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di una serie di giorni incessanti di attività, ha colto in flagranza un soggetto, un 27enne pregiudicato del posto, nell'intento e nell'atto di coltivare delle piante di canapa. In particolare i militari hanno svolto una serie di giorni di osservazione, al termine del quale questo soggetto, con fare sospetto, si è inoltrato in un'area di Canneti, una zona a ridosso del fiume Platani, quindi nell'alveo del fiume, e lo hanno colto nella fragranza mentre appunto stava armeggiando vicino a questi arbusti. Il soggetto ha vanamente tentato di negare la proprietà delle piante, ma è stato comunque tratto in arresto e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di un processo presso il Tribunale di Agrigento per appunto coltivazione e produzione illecita di sostanze stupefacenti. È intitolata dall'amministrazione comunale di Aragona una strada ai fratellini Carmelo e Laura Mulone, vittima della strage di Maccalube il 27 settembre del 2014. La cerimonia, organizzata anche in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, scoperta una targa in memoria.
posto dove sono nati, perché qua è la loro casa, qua abito io, ogni mattina mi alzo, guardo qua e li saluto e abitiamo assieme in un certo senso. A livello spirituale loro sono vivi, ma abitiamo qua assieme, diciamo che me li sento vicini, tanto ormai questa è la mia casa, quando morirò mi tireranno fuori di qua, quindi questo è, non mi resta altro che fare, renderli vivi in questo modo. Siamo stati tutti vittime, tutti almeno in parte, quelli che non lo sapevano come me, che non sapevano che questo posto era così pericoloso e loro l'hanno pubblicizzato al massimo, questo che mi fa impazzire, che loro l'hanno pubblicizzato, come pubblicizzato un posto a mandare a gente là se non è messo in sicurezza e hanno pagato il prezzo ai miei figli. L'hanno pagato con la vita, ora è chiuso, ma troppo tardi, i miei figli nessuno me li dà più. Ci sono stati sempre vicino e se lo sono dimostrati anche ora, perché se non era per il loro aiuto, ovviamente come ho detto dal sindaco e dell'Arma dei Carabinieri, da sola ovviamente non ce l'avrei potuta fare. Abbiamo voluto intitolare questa strada a questi ragazzi perché ne rimanga il ricordo, ma il ricordo c'è perché l'Arma è vicino alla famiglia Mulone, lo è sempre stata e continuerà ad esserlo, non solo l'Arma ma tutte le istituzioni che hanno voluto in tempi così veloci mettere su questa targa e per questo ringrazio il sindaco, il signor prefetto per questa iniziativa che fa contenti tutti noi, non solo la famiglia ma la famiglia dei Carabinieri. È un momento di grande commozione che come si sente dalla mia voce non è ancora finito. Come ho detto alla mamma e al papà, questa vicinanza delle istituzioni, dell'Arma dei Carabinieri soprattutto, ma di tutte le istituzioni, l'amministrazione comunale e oggi sono stati presenti qui tutte le forze dell'ordine, le forze di polizia. Questo deve aiutarli a non sentirsi soli. Questo è un vuoto che non si potrà colmare mai, ma sicuramente vissuto in solitudine sarebbe stato ancora più straziante. Grazie all'amministrazione comunale, grazie soprattutto all'Arma dei Carabinieri che non abbandona mai i suoi figli. Cerimonia di insediamento di 3 nuovi magistrati al Tribunale di Agrigento, sono donne, si tratta del PM Giulia Sbocchia e dei giudici Valentina Di Salvo e Nicoletta Sciarratta che rinforzeranno l'organico dei settori civili e penali. La cerimonia di immissione in possesso si è svolta davanti ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, cui ha preso parte anche il procuratore Patronaggio e il presidente del Tribunale Maria Falcone. Si è concluso a Canicattì il Festival della Legalità, collegamenti, in coincidenza con la settimana in cui è stato assassinato il magistrato Beato Rosario Livatino. Ricordiamo tra le tante iniziative quella particolare della macchina di Livatino, la Ford Fiesta Rossa, che è stata esposta al pubblico. Grande il successo ottenuto dal Festival della Legalità Collegamenti che si è svolto a Canicattì. È stata un'esperienza faticosissima perché le cose belle costano fatica, ma siamo felicissimi del risultato raggiunto e del feedback ottenuto dagli spettatori. A comunicarlo Simone Luglio, che ha tracciato un bilancio positivo di quella che è stata un'edizione di grandi consensi. Bilancio positivo anche per il sindaco Ettore Di Ventura, sono stati 5 giorni intensi con incontri, workshop, concerti, spettacoli che hanno ravvivato la settimana della legalità a Canicattì. Portiamo con noi un bel ricordo, un grande successo di pubblico e ci auguriamo che tutto ciò possa ripetersi anche per il prossimo anno. A testimoniare che si può sempre scegliere nonostante si cresca in mezzo a cose terribili è stato il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Gaetano Paci, che ha dialogato con gli alunni della scuola media Giovanni Verga di Canicattì e con il giornalista Alan Scifo. La Sicilia certamente negli ultimi 30 anni, da quando io ho iniziato a fare il magistrato, è cambiata molto. Sono stati cambiamenti dovuti anche, ma non solo, ai tragici fatti di sangue che l'hanno vista protagonista, alle tante vite umane che sono state spezzate, distrutte, di persone appartenenti allo Stato, ma anche di imprenditori, di sacerdoti, di giornalisti. Tanti giornalisti sono stati uccisi in Sicilia. Quindi tutto questo ha contribuito sicuramente a
a far crescere una maggiore coscienza sociale e un senso di repulsione verso la mafia, verso la sua capacità di condizionamento, di asservimento delle persone. Ecco, io credo che la grande lezione che la Sicilia, nonostante tutto, può dare al resto del mondo è che è riuscita, sia pure a piccoli passi, però a formare una coscienza sociale, una coscienza civile delle persone, certamente più avvertita, più sensibile, più reattiva verso certi fenomeni. Questo non vuol dire ovviamente che ancora oggi persista una larga accettazione del fenomeno mafioso, persistano atteggiamenti di connivenza, di collusione a vari livelli, nella società, nell'economia, nella pubblica amministrazione, all'interno anche purtroppo delle istituzioni del fenomeno mafioso. Ma certamente se guardiamo retrospettivamente a ciò che era la nostra terra prima di questi tragici eventi, dobbiamo dire che effettivamente un salto di qualità c'è stato. Che fine ha fatto la magistratura? La magistratura, nonostante la provocatorietà della sua domanda, gode di ottima salute e le spiego perché. Perché se noi oggi possiamo documentare i gravi fenomeni di malcostume, di immoralità, di illegalità che anche all'interno di certi settori della magistratura si sono formati, lo si deve proprio all'azione della magistratura, che ha saputo fare sempre un'opera di bonifica e di pulizia al proprio interno, come forse non tutte le altre istituzioni dello Stato sono state in grado di fare, e quindi è vero che ci sono state delle situazioni, ci sono ancora oggi delle situazioni che hanno creato grave delegittimazione alla credibilità della magistratura come potere dello Stato, ma io credo che tutti i cittadini debbano poter guardare con fiducia all'azione della magistratura, proprio perché questo è stato fatto grazie all'azione di tanti altri magistrati che non si chiamano Palamara, che non si chiamano Ferri, che non si chiamano come i tanti che l'hanno disonorata e che, proseguendo nel solco dei tanti che invece l'hanno onorata, come Livatino, come Saetta, fanno il loro lavoro in silenzio, non cercano plausi corali da parte dell'opinione pubblica o la ricerca facile del consenso mediatico, e danno proprio un senso all'idea costituzionale che la magistratura sia un potere che tutela i diritti delle persone ed in particolar modo delle persone più deboli. La seconda edizione di Festival Collegamenti possiamo tracciare un bilancio assolutamente positivo. Sono stati 5 giorni intensi di incontri, workshop, musica, concerti e spettacoli che hanno ravvivato questa settimana della legalità a Canicattì. Portiamo con noi un bel ricordo, un grande successo di pubblico. Desidero ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò, quindi da Simone Luglio a Chiara e a tutto lo staff. Ci auguriamo che tutto ciò possa ripetersi anche il prossimo anno. Il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, il segretario provinciale della FLAI CGIL di Agrigento, Giuseppe Di Franco, condannano senza alibi il vile atto che ha subito il componente della segreteria della FLAI CGIL di Agrigento e presidente dell'Alpa Sicilia, Franco Colletti, al quale è stato danneggiato da ignoti un uliveto con il taglio di 40 piante d'ulivo incontrate a Nadore in territorio di Sciacca, nell'Agrigentino. Buscemi e Di Franco affermano come esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza al collega e amico Franco Colletti, vittima di un vile atto criminale. Franco Colletti è un sindacalista attento, preparato e coraggioso, che lavora con grande impegno e passione. L'invito che facciamo a Franco Colletti è quello di non demordere, potendo contare sull'impegno delle forze dell'ordine e della magistratura, che sapranno sicuramente fare piena luce su questo vile gesto criminoso.
E intanto un'operazione della Guardia di Finanza si è svolta a Messina, sequestrati 2 bar in pieno centro città, arrestato anche la figlia di un boss locale. Una 26enne figlia di un noto boss messinese è stata destinataria di una misura cautelare personale e reale. Le misure eseguite dai finanzieri del comando provinciale di Messina hanno visto anche il contestuale sequestro di 2 bar nel centro cittadino, beni immobili e mobili per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. Le odierne misure disposte dal competente GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura distrettuale antimafia peloritana vedono indagata e destinataria degli arresti domiciliari la figlia del boss messinese con l'accusa di intestazione fittizia di realtà societarie, beni immobili e autovetture in realtà riferibili occultamente al padre. Secondo l'ipotesi d'accusa, comunque basate su imputazioni provvisorie e che dovranno trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure patrimoniali previste dal codice antimafia, la donna avrebbe assunto fittiziamente la titolarità di tali attività commerciali ubicate nel centralissimo corso Cavour di Messina e note per essere meta preferita della movida giovanile. Nel corso delle indagini tecniche nel tempo effettuate è emerso infatti come il padre prendesse decisioni autonome senza minimamente interpellare la figlia, per gli investigatori solo formale titolare. Dalle indagini emergeva anche come al boss fosse rimessa anche la gestione economica degli esercizi di ristorazione, oggi sottoposti a sequestro. Per la procura messinese la donna era un mero schermo del padre, consapevole del rischio di incorrere in provvedimenti di sequestro in relazione alla sua caratura criminale. Il provvedimento di sequestro oggi eseguito dalle Fiamme Gialle ha avuto ad oggetto, oltre ai 2 bar, anche una quota pari al 25% di una SRLS con sede a Messina e operante nel settore della consulenza pubblicitaria, 2 fabbricati siti a Messina, un autoveicolo e denaro contante pari a 15.000 euro, il tutto per un valore complessivo di stima pari a 1,1 milioni di euro. Nuove norme fissate dal Comitato Tecnico Scientifico per la Sicurezza Nazionale relativa alla possibilità di nuove aperture nei settori dello sport e dello spettacolo. Il servizio di Lello Casesa. A tarda sera il Comitato Tecnico Scientifico detta le linee guida dopo un'intensa giornata di trattative sulle possibili riaperture. Alla fine, dopo 3 ore di riunioni, i membri del comitato stabiliscono aperture per lo sport e lo spettacolo. La capienza negli stadi e nei luoghi all'aperto può passare dall'attuale 50% al 75%. Nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale al 50% rispetto al 25% precedente. Per quanto riguarda cinema, teatri e sale concerti si passa al 100% all'aperto e all'80% al chiuso. Obbligo assoluto di essere muniti di Green Pass. La palla passa adesso al governo, che dovrà decidere le indicazioni degli esperti in un provvedimento di legge, probabilmente in un Consiglio dei Ministri convocato per mercoledì prossimo. Ad eccezione dunque delle discoteche, come più volte rilanciato dal leader della Lega Salvini, il CTS ha ritenuto possibile un allentamento delle misure sulla base dell'attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell'andamento della campagna vaccinale, anche se appare opportuna, sottolinea Brusaferro, una progressione graduale nelle riaperture basata sul costante monitoraggio dell'andamento dell'epidemia combinato con le coperture vaccinali. Si è anche discusso in sede di CTS sulla riduzione della quarantena per i vaccinati, ha spiegato Sileri, sottosegretario alla salute, che arriveremo a togliere la quarantena ai vaccinati passando per una ulteriore riduzione. È un momento di transizione questo, dice ancora Sileri, le cose stanno andando molto bene, osserviamo ciò che accadrà nelle prossime settimane come i contagi dopo aver riaperto tutto, comprese le scuole. Poi penso che sia auspicabile e di buonsenso liberare chi è vaccinato dalle quarantene. Se non si fa subito, ha sottolineato, è perché vi è sempre il rischio di varianti. E a Linosa gli insegnanti non prendono servizio, lezioni a singhiozzo. Il sindaco Martello scrive al ministro Bianchi: serve un provvedimento speciale per l'isola di Linosa. Il servizio. Grave denuncia del sindaco Martello al ministro Bianchi: serve un provvedimento speciale per Linosa. A Linosa gli insegnanti non prendono servizio e le lezioni sono a singhiozzo. Nella scuola di Linosa si vive una situazione paradossale: ci sono insegnanti chiamati in servizio che non si presentano e nonostante sul territorio vi siano persone in possesso dei requisiti per l'insegnamento non possono sostituire i colleghi
Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi intervenne immediatamente per consentire di superare questa situazione, permettendo così ai ragazzi linosani di seguire un regolare percorso didattico. Ad affermarlo oggi è il sindaco di Lampedusa Totò Martello. Nella scuola elementare di Linosa, aggiunge il primo cittadino linosano, ci sono 3 classi per un totale di 6 alunni che vengono seguiti da un'unica insegnante, la quale svolge lezioni differenziate dal lunedì al venerdì. Il sabato c'è l'insegnante di religione che tiene lezione per 3 ore. La scuola media non ha ancora avviato le lezioni poiché, nonostante siamo a fine settembre, nessun insegnante ha ancora preso servizio sull'isola. C'è poi il liceo scientifico che conta in tutto 5 alunni seguiti da una sola insegnante in presenza. Gran parte delle lezioni vengono svolte in modalità remota con un proiettore che trasmette sulla parete della classe le lezioni che si tengono al liceo di Lampedusa. Questa è una situazione che crea disagi, continua il primo cittadino Martello. Agli alunni non consente un'attività didattica regolare. Il motivo è uno: la difficoltà di reperire gli insegnanti disposti a tenere le lezioni in presenza a Linosa, in quanto, dovendo seguire le graduatorie e le regole dell'ufficio scolastico agrigentino regionale, di fatto molti insegnanti assegnati alla scuola dell'isola trovano i motivi più diversi per non presentarsi, facendo scattare così nuove farraginose procedure per individuare possibili sostituti. Il punto, dice Martello, è che alle Pelagie tra Lampedusa e Linosa vi sono persone con titolo e requisiti necessari all'insegnamento, ma non rientrano nei posti utili delle graduatorie. In pratica gli insegnanti ci sono, ma non possono lavorare a Linosa, nonostante chi dovrebbe farlo non si presenta, rinuncia o si mette in aspettativa. Quindi, conclude Martello, chiedo al ministro Bianchi di adottare un provvedimento ad hoc che consenta a chi è in possesso dei titoli necessari ed è disposto a prendere servizio di poter colmare rapidamente i vuoti di organico. Presentato ieri il nuovo libro scritto da Carmelo Sardo sulla storia di Mark Hart, il pittore degli angeli. L'evento si è svolto presso lo stabilimento industriale della SEAP, quando l'impresa incontra l'arte, presente anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Presentato ieri presso lo stabilimento industriale della SEA Group di Sergio Vella il libro di Carmelo Sardo, L'arte della salvezza, che racconta la storia di Mark Hart. L'iniziativa denominata Quando l'impresa incontra l'arte, che ha visto una massiccia partecipazione all'evento organizzato in grande stile con la presenza del critico d'arte Vittorio Sgarbi, che ha fatto anche un excursus dell'arte in Sicilia con riferimento alla particolare storia di Mark Hart, denominato il pittore degli angeli. Ha condotto l'evento Marcella Lattuca, che ha dialogato con gli ospiti presenti. La SEAP di Sergio Vella è anche impegnata nel settore sportivo con la sponsorizzazione della squadra di pallavolo femminile militante in Serie A. La SEAP Aragona Dallicardillo, diretta dal presidente Nino Di Giacomo. Con l'occasione la squadra è stata presentata al pubblico presente. La SEAP sortirà in campionato il prossimo 10 ottobre, quindi il saluto del patron Sergio Vella ai presenti. Sono lusingato di essere stato invitato qui dai fratelli Vella e l'espressione veramente di una grande imprenditorialità agrigentina, 2 ragazzi che sono cresciuti, sono nati quasi dal nulla e che sono riusciti a realizzare qualcosa di imponente da Agrigento da livelli veramente mondiali. E la cosa importante è che loro sono riusciti anche ad investire, a diversificare la loro attività e tra le varie cose hanno investito tanto sullo sport. Infatti abbiamo una squadra di pallavolo di A2 e poi ora stanno investendo sull'arte. Questa sera è l'espressione che veramente la SEAP crede anche nell'arte, è un connubio quindi tra industria, perché noi ci troviamo adesso proprio nel sito industriale, nel cuore della zona industriale Agrigentina, e arte proprio l'espressione di questa grande opera di Mark Hart, finalmente l'espressione di un Agrigento che ha fame di cultura. Ma è l'impresa che apre all'arte, credo che sia questo un messaggio davvero importante. Importante perché l'azienda ha investito nel protagonismo civico, ha investito nello sport, ha investito nelle donazioni e anche questa volta ha voluto compiere questo passo, perché io credo che lo sviluppo passi proprio dall'arte e dalla cultura. Io fin qui, chi mi conosce, chi mi legge lo sa, ho scritto
esclusivamente opere che avessero come comune denominatore il riscatto di chi ha sbagliato. Tutti i miei libri sono stati imperniati su una forma di resipiscenza anche dei peggiori criminali. Non sapeva di essere sordo fino all'età di 13 anni e quando uno è sordo parla anche male, cioè parla come parla lui, e quindi in un ambiente un po' difficile veniva considerato, non gli faccio torto se lo dico, uno scimunito. E come si fanno a fermare sul mercato dell'arte troppi artisti? Per cui si tende a selezionare di alcuni e a partire all'avventura. La conoscenza è quindi molto difficile, la capacità di valutazione è demandata ai mercanti, i collezionisti si muovono magari orecchiando o sentendo qualcosa, per cui il destino di Mark Hart poteva essere un destino così, di uno che fa alcune cose di medio interesse o di grande interesse ristretti ad Agrigento, dove ci sono come lui, e forse peggio di lui sul piano della qualità, almeno altri 200 artisti e almeno altri 100 fotografi. E provincia per provincia Palermo ha una scuola e una creatività straordinaria. Nella prima parte, nella seconda parte del Novecento si è affermata una grande scuola a Scicli. La Sicilia in realtà ha dato all'arte italiana, come alla letteratura, alcuni dei vertici. È un'isola autonoma, ha una sua lingua, ma la letteratura del Novecento non sarebbe così grande senza Sciascia, Pirandello, Vitaliano Brancati, Federico De Roberto, Tomasi di Lampedusa, Battiato e con lui anche il filosofo che l'accompagnava, Serralambro. Quindi la Sicilia ha dato alla letteratura le cose più importanti del Novecento italiano. Al via la nuova piattaforma digitale denominata SIT, che sarà utilizzata da alcuni uffici provinciali, territorio dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia per l'erogazione dei servizi catastali e cartografici, tra cui la provincia di Agrigento. Anche Agrigento da lunedì 11 ottobre, insieme a Ragusa e Trapani, sarà tra gli uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate che erogheranno i servizi catastali e cartografici mediante la nuova piattaforma digitale denominata SIT, Sistema Integrato del Territorio. A comunicarlo è l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia. Grazie alla nuova procedura, che ha un'interfaccia più intuitiva, sarà più semplice e veloce consultare i dati catastali. Dopo Agrigento, Ragusa e Trapani, il nuovo sistema verrà progressivamente attivato negli altri uffici provinciali territorio dell'isola. Per via della migrazione al SIT dal 5 al 10 ottobre, comunica l'Agenzia regionale delle entrate siciliana, l'utenza non potrà trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento catastale agli uffici interessati dalla migrazione. Inoltre, il 7 e 8 ottobre 2021, gli stessi uffici sospenderanno l'erogazione dei servizi per aggiornare il software utilizzato e migrare le banche dati. Nessuna sospensione invece è prevista per i servizi di pubblicità immobiliare, che saranno fruibili regolarmente. A un anno dalle elezioni regionali, prove tecniche in corso. Sentiamo il parere dell'europarlamentare del gruppo Conservatori e Riformisti Europei, onorevole Raffaele Stanganelli. Si tornerà a dialogare con il governatore Nello Musumeci? Giornalisticamente mi piace guardare al futuro. Ottobre 2022 regionali. Sfogliavo un quotidiano, l'assessore regionale Messina diceva e tentava di far transitare nuovamente il Buonnello nelle fila di Fratelli d'Italia. Chi mi conosce sa che non mi attardo mai alle polemiche. 2 anni e mezzo fa operai, lavorai, insistetti perché ci fosse una riunificazione di tutta la destra, tutto il centrodestra assieme appunto all'interno o in collegamento, in federazione con Fratelli d'Italia. Non ci riuscì, trovo naturale che ci sia questa richiesta, il problema poi è come si coniuga nella realtà e non è facile, in considerazione del fatto che ci avviamo appunto alla campagna elettorale e non vorrei che fosse un tentativo soltanto per sfuggire alle considerazioni obiettive e concrete che da tanta parte della società siciliana vengono sull'operato del governo di centrodestra, che dobbiamo aiutare a fare le cose per cui è stato eletto e poi valutare assieme qual è la migliore soluzione perché il centrodestra possa rivincere. Vedo un diventerà bellissima presente soltanto a macchia di leopardo e non in modo omogeneo. Ciò a parer mio significa che chi aveva il ruolo di
fortificare oppure mantenere il movimento in Sicilia non ha brillato in regia. Questa è una sua considerazione, una sua convinzione. Non mi occupo di una bellissima da 2 anni e mezzo, da quando appunto ho fatto una scelta diversa, motivandola apertamente in congresso. Non conosco le dinamiche interne di diventare bellissima. Certo, se valutiamo la presentazione delle liste nelle ultime elezioni, è chiaro che pare, ma sai, poi ci sono poi delle scelte politiche, si può decidere anche di non presentare le liste, perché queste sono decisioni pure interne che appartengono a ogni partito, ma obiettivamente non mi pare che vi sia appunto questa presenza massiccia, però ritengo può essere anche una strategia politica quella di non appalesarsi. Strategia a perdere? Non lo so se a perdere, non lo so, ma per appalesarsi poi al momento opportuno, può essere anche questo. Vaccino per tutti, somministrazione alla comunità messinese di Sant'Egidio. Un pochino di paura c'era, però tutto sommato, se questa qua è l'unica scelta per salvaguardarci noi e le nostre famiglie, io gli direi a tutte queste persone che hanno paura di vaccinarsi, perché non si muore di vaccino, si muore di Covid. Il Covid è molto più rischioso, diciamo. Il vaccino può salvarci. È una cosa importante il vaccino. Bisogna farlo tutti. Certo, secondo me sì. Per me quello che non se ne fanno sono cretini. Va. Nei mesi scorsi, da quando è stato disponibile il vaccino, abbiamo fatto un lavoro di convincimento, perché lo sappiamo, tanti hanno paura a vaccinarsi. Allora abbiamo pensato che sarebbe stato utile avere un vaccino in un luogo familiare dove c'è magari chi è amico e ti convince a vaccinarti, ed effettivamente abbiamo visto che tante persone si stanno convincendo a vaccinarsi anche venendo qui magari per prendere la spesa. Sì, devo dire da parte di questo territorio, e non solo, perché qui vengono persone anche di altri quartieri, però sicuramente anche del territorio, cioè avere un punto vicino casa che ti rassicura, che in qualche modo tu vedi come familiare, aiuta. Intanto ringrazio anche la Croce Rossa che ha un presidio qui fuori, e sicuramente è fondamentale questo lavoro proprio dei volontari di accompagnamento, proprio perché ci rendiamo conto che per superare la paura ci vuole qualcuno che tu senti accanto, ecco, quindi in questo senso è molto utile. È in linea la regia per i consigli sugli acquisti. Passiamo ora alle notizie sportive con una panoramica sulla Coppa Italia, l'esordio dell'Empedoclina con una sconfitta, mentre l'allenatore del Pro Favara, pensa bene, si dimette dopo 3 sconfitte. Mercoledì pomeriggio si ritorna in campo per la Coppa Italia. Dopo aver superato il primo turno si affrontano al Gurrera Unitas Sciacca ed Acragas, che si ritrovano dopo la prima gara di campionato e vinta dalla compagine dei Templi per 3-1. La gara di ritorno è in programma mercoledì 13 ottobre alle ore 15:30 allo stadio Esseneto di Agrigento. Questo il programma delle sfide degli ottavi di finale e relativamente al girone A. Si affronteranno Mazzara Castellammare, Parmonfal Marineo, Pro Favara Nissa e, come detto prima, Unitas Sciacca Acragas. Intanto, dopo quella di Corrado Mutola al Don Carlo Misilmere, è saltata un'altra panchina al campionato di eccellenza girone A. Si tratta del tecnico del Pro Favara Andrea Pensabene, che a conclusione della terza sfida persa, l'ultima a Sciacca, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. La società gialloblu, preso atto di ciò, domenica sera, ritornando in sede, si è riunita d'urgenza decidendo di accogliere le irrevocabili dimissioni del tecnico palermitano. Adesso è iniziata la ricerca di un valido sostituto. Scendendo di categoria, la prima giornata di prima categoria Girone B, dove sono presenti alcune compagini agrigentine, fatta eccezione per l'Atletico Favara che giocava in casa con lo Sciara e vincendo per 2-1, tutte le altre che esordivano fuori casa hanno perso tutte quante. L'Empedoclina è stata superata dal Don Bosco Mussomele per 1-0,
Il Ravanusa invece si è piegato a Trabia per 3-2, mentre il Gemini a Termini Imerese ha perso sempre con il risultato di 1-0. Dopo le dimissioni del tecnico Pensabene e in attesa di individuare il sostituto per la panchina giallo-blu, la Pro Favara affida temporaneamente la guida della squadra al capitano Peppe Fallea e al vice capitano Salvatore Cocuzza. Questa mattina la squadra è stata affidata alla direzione dei due giocatori, ha dichiarato il presidente della Pro Favara Rino Castronovo, nell'allenamento di rifinitura in vista della partita di Coppa Italia in programma domani a Caltanissetta. Ringrazio i due giocatori e il gruppo per il senso di responsabilità che stanno manifestando in questi giorni particolari. Il presidente Castronovo dice che si sta valutando il profilo migliore a cui affidare la panchina e nelle more della piena fiducia del gruppo composto dai giocatori con esperienza e dei ragazzi si è ritenuto opportuno affidare per il momento la squadra a Fallea e Cocuzza. C'è uno spogliatoio unito e in gran voglia di uscire da questo periodo nero di risultati e riprendere il vero cammino, dichiara ancora il presidente Castronovo. La rosa è competitiva e la Pro Favara ha le carte in regola per dare ai propri tifosi le giuste soddisfazioni. Il presidente Castronovo chiede ai sostenitori di rimanere, sempre come hanno fatto, al fianco della dirigenza, non facendo mancare il supporto e la tranquillità alla squadra che prosegue nel suo cammino. Al via la 17ª edizione della mezza maratona della Concordia, che partirà il prossimo 10 ottobre dal lungomare Falcone Borsellino a San Leone, attraverserà la Valle dei Templi e ritornerà a San Leone, organizzata dal Lions Club Agrigento Oste. Sentiamo in merito il dottore Calamita, promotore dell'evento. Si svolgerà domenica 10 ottobre la 17ª mezza maratona della Concordia città di Agrigento. L'evento avrà inizio con raduno dalle ore 7 presso il viale Falcone Borsellino di oltre 700 atleti provenienti da tutta la Sicilia e del resto d'Italia. Alle ore 8:30 sarà dato il via alla gara. La mezza maratona sulla distanza di 21,97 km sarà una gara competitiva valida per il 19° Grand Prix Sicilia di maratonina individuale e di società 2021. Quest'anno, dopo un'assenza di parecchi anni, torna la maglia tecnica che sarà della Mizuno, realizzata in tessuto molto leggero di colore arancio e scritte bianche. Sentiamo in merito il dottor Calamita, organizzatore dell'evento. Questa sia una ripartenza non solo per il mondo dello sport ma per tutta quanta la nostra Sicilia. Abbiamo sempre un gran numero di iscritti, sono oltre 900 e abbiamo bloccato le iscrizioni che si chiudevano un mese prima, il 10 settembre. 900 iscritti perché? Perché la nostra è una gara che per fortuna si è accreditata nel mondo del running. Il passaggio nella Valle dei Templi sicuramente ci dà quel salto di qualità, quel qualcosa in più che altri circuiti non hanno, ed ecco perché la nostra gara è tra le più gettonate del meridione d'Italia. Un grazie al Lions di cui io faccio parte e grazie al presidente Caramazza che anche quest'anno è con noi, e grazie anche a tutti quelli che ci aiutano in questa organizzazione. Prima fra tutti devo dire il gruppo sportivo Valle dei Templi, che è il gruppo sportivo che da sempre ha fatto assieme a noi questa gara. Speriamo che il tempo ci aiuti e sia una manifestazione bella che garantisca veramente e che inizi con questo la ripresa un po' di tutto il mondo sport, spettacolo, di tutto quanto. Ed è online il visual di Risalire, il primo brano estratto dall'album d'esordio omonimo del rapper e cantante palermitano Pushma, pseudonimo di Vincenzo Salerno. Il disco vedrà la luce nel 2022, è stato prodotto dal producer palermitano Dario Pellerito, con cui è nato nell'ultimo anno un connubio artistico che unisce in modo coerente elettronica e vari generi musicali. Ascoltiamo il video. Senza di me, un sentimento non so dove,
non sento più l'effetto, però continuo mentre sto andando giù. Oh, tanto nessuno sa quanto è rimasto di me. A volte si deve toccare il fondo per risalire. Oh, oh. A volte si deve toccare il fondo per risalire. Non ti sento, parli a un altro. Ho finito le forze, ho dato pugni nel muro. Oh, ho una luce, la vedi che risale dal buio. Oh, siamo contrapposti come pioggia e sereno, fiori e cemento. Oh, come guardare il cielo senza pensare a che cosa c'è dentro. Oh, yeah. Ho scordato chi ero, dove voglio arrivare, ma mai da dove vengo. Oh, per me esiste solamente un momento, adesso. Risali con me, risali con me. Oh, risali con me, risali con me. Oh, risali con me, risali con me. Oh, oh, oh. Risali con me, risali con me. Oh. Questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie, vi diamo appuntamento alla prossima edizione.